Stiamo preparando la pignolata. Sbattiamo le uova con lo zucchero. Adesso scioglieremo la sugna, viene sciolta sul fornello e viene amalgamata qua insieme all'impasto. E la usiamo per fare i dolci, si fanno queste e altri dolci si possono fare. Se uno non ha la sugna può usare l'olio per fare questi dolci. In questo caso a noi ci serve 100 grammi di sugna ogni chilo di farina bianca. Si scioglie in un pentolino giusto per venire, diciamo, più liquida. Una volta magari se non avevano il tempo di scioglierla la mettevano anche in questo modo e la lavoravano insieme con la farina. Poi lei mentre friggeva comunque scioglieva e dava sempre lo stesso risultato come se fosse sciolta da prima. Signora Maria, la sugna è pronta? Sì, prontissimo. Aggiungiamo il limone prima. Sì. Così si raffredda un po'. Aggiungiamo il limoncello, 6 cucchiaie. Andiamo a mescolare il tutto in modo da far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Mentre prima per fare le uova con lo zucchero bisognava usare lo sbattitore elettrico, adesso si può fare tranquillamente con le mani. Stiamo aggiungendo la sugna che sia un pochettino raffreddata. E continuiamo a mescolare così da amalgamarla insieme a tutto l'impasto. Aggiungiamo il lievito. Aggiungiamo il lievito. No. Lievito. Andiamo a girarlo un po', diciamo, più forte per evitare che il lievito faccia dei piccoli grumetti. Quante bustine di lievito? 2, perché stiamo facendo la dose per 2 kg di farina questa. Ci sono 12 uova, 2 bustine di lievito per dolci, 200 g di sugna, limone, 400 g di zucchero e 2 kg di farina. Adesso piano piano andiamo ad aggiungere la farina, a poco, in modo da creare, diciamo, un impasto giustamente né troppo molle né duro. Però la farina bisogna amalgamarla piano piano. Tutto a mano. Prendiamo l'altro chilo. Faceva i dolci, uno era lì che l'aiutava. Una volta non si andava a comprare dolci, una volta i dolci si facevano in casa con le nonne, con le mamme. Tutte lì a stelare. Anzi, era un'attività, diciamo, a forma di gioco per i più piccoli. Anche le signore, diciamo, del vicinato ci si riuniva per fare i dolci. Ci vuole un po' di forza. Un pochino. Andiamo ad aggiungere un altro pochino di limoncello perché l'impasto è un po' ancora che deve prendersi tutta la farina. Come deve essere l'impasto? Né troppo molle, diciamo, né troppo duro, perché poi dobbiamo avere la possibilità di stirarla. Un pochino più morbido da quando si fa il pane. Sì. Quindi aggiungiamo ancora limoncello? Sì. In pratica si impasta con liquore pure, quello che si ha, limoncello, vermouth. Si può mettere qualsiasi liquore si vuole. E secondo la farina, certe volte si prende più... Sì, anche le uova sono. Io dico che ci siamo, non lo so, ma guarda lei. Che ce la fai questo? Fare un po' farina. Sì, giusto. Adesso come procediamo? Allora, adesso procediamo a stirarla. Ecco il nostro panetto.
che ora andremo a tagliare a pezzettini e piano piano la stiriamo per avere questi piccoli coccetti, diciamo, di pignolata. Signora Maria, ci siamo? L'impasto è pronto? Sì, sì, prontissimo. E adesso cosa facciamo? Stiriamo. Stiriamo. Una volta stirata così andremo a tagliarla a pezzettini. Poi mettiamo intanto l'olio sopra, bello caldo. Appena, diciamo, ne proviamo uno, vediamo se l'olio ha la temperatura giusta, cominciamo a friggere. I 3 centimetri circa, 4 centimetri. Più o meno. Non c'è una misura standard. Olio di semi Olio di di- girasole. L'olio inizia a bollire un po', si mette la pignolata e sale a galla. Si dà una girata quanto avviene omogenea. 5 minuti e dovrebbe farsi la doratura e si scende. Vedete? La pignolata è pronta per scenderla. Questo è il colore giusto. La mettiamo in questa ciotola con un foglio di carta assorbente e mettiamo l'altra. Quindi pochissimi minuti abbiamo Sì. visto. Se l'olio è caldo è un attimo. Ok. Stiamo mettendo il miele in una pentola per riscaldarlo un pochino, per scioglierlo. Un pochino, quanto si riscalda pochissimo. Abbiamo messo il miele, abbiamo riscaldato un pochino. Completiamo come? Con delle scorzette di arancia, E se si vuole lo zucchero a velo. zucchero a velo e cannella. Ecco, pronta per gustarla. Abbiamo preparato la pignolata per San Sebastiano. La pignolata in onore del nostro santo patrono. Un dolce tipico di Carnevale, ma che noi usiamo per San Sebastiano.